Nulla di nuovo per tentare di risolvere una situazione, quella delle liste d'attesa, che ormai è cronica. Secondo l'Ordine dei Medici, il decreto liste d'attesa del governo, approvato nelle scorse ore dalla Camera, non propone grandi novità. In Veneto le visite nei giorni festivi e la possibilità di effettuare visite nelle strutture private convenzionate infatti è già realtà. Per quanto riguarda il decreto, buona parte di questa cosa è stata, come dire, in Veneto è già applicata da anni, tipo le agende comuni con i sistemi come dire, privati convenzionati, oltre che il sistema sanitario nazionale. Interessante sarebbe sapere se la Regione darà indicazione alle aziende dell'applicazione di una legge del 98 che prevede la possibilità per il cittadino, nel caso in cui non venga rispettata la priorità fissata dal medico, che quella stessa prestazione possa essere fatta in termini di intramenia o di libera professione a carico della ASL e non del cittadino. Questa è una delle ipotesi, secondo il presidente dell'Ordine dei Medici di Padova. Il decreto del governo istituisce una piattaforma nazionale per le liste d'attesa di cui poi si avvarrà il Ministero della Salute per conoscere i vari tempi d'attesa delle prestazioni regione per regione, prestazioni che andranno garantite anche attraverso l'apertura di centri accreditati o convenzionati. Privato in intramenia, che viene proposto contestualmente dai CUP, dalle cose, tant'è che per un'ecografia che magari viene programmata con il Sistema Sanitario Nazionale a giugno 2025, poi viene riproposta la stessa ecografia 4 giorni dopo in termini di intramenia. Per cui non vediamo grandissime differenze in quello che è successo sui tempi d'attesa. Alla base di tutto, però, secondo Crisarà, bisogna risolvere la questione della carenza dei medici, soprattutto nei reparti di medicina d'urgenza. Alla base c'è una carenza strutturale, una carenza di medici e una carenza anche di incentivazione a far sì che il sistema lavori meglio. Ancora c'è la questione delle piante organiche ferme al 2004, mentre 20 anni dopo abbiamo una popolazione con esigenze sanitarie completamente diverse, perché è invecchiata, perché è aumentata la cronicità e perché soprattutto aumentano le necessità di controllo.